Occupazione abusiva del suolo pubblico e conseguente intralcio al traffico veicolare. Queste sono le problematiche che il consigliere comunale di Rifondazione Comunista di Favara, Antonio Palumbo, ha inserito in un'interrogazione scritta. La decisione, scrive Palumbo, nasce dall'intollerabile situazione che si è venuta a creare a Favara a causa della sosta selvaggia e dall'illegale occupazione del suolo pubblico posta in essere da alcune attività e da molti venditori ambulanti. Interi quartieri, continua l'interrogazione consigliare, risultano oramai impraticabili, ostaggio dell'illegalità particolare si legge ancora, è l'esempio di via Capitano Callea, arteria nevralgica sia per il paese stesso che per il collegamento con l'esterno, passaggio spesso obbligatorio di ambulanze dirette al vicino ospedale di Agrigento. Il consigliere di Rifondazione continua esponendo le conseguenze dell'occupazione abusiva del suolo pubblico sia in termini di danni alla viabilità che di pericoli per i pedoni. A tutto ciò, conclude Palumbo, si aggiunga il grave danno arrecato alle casse comunali per il fatto che nessuno paga la somma dovuta per l'occupazione del suolo pubblico.